Estate record per l'indotto turismo in Veneto, ottima prestazione sia per la costa che per il Garda, con il tutto esaurito fino alla seconda settimana di settembre. Certo, rispetto al 2014 c'è da ringraziare, nonostante le molte lamentele, il caldo, che ha flagellato ma anche regalato un'estate da sogno. Tornano in crescita gli arrivi dal nord Europa con tedeschi e olandesi in testa, seguiti da inglesi e belgi. Il dato che più gratifica è l'incremento pari a 3 milioni di presenze in più rispetto all'anno precedente. Sicilia, Veneto e Trentino capofila degli arrivi, senza però dimenticare che l'emergenza terrorismo, dalle mete più gettonate Egitto e Tunisia, hanno sicuramente fatto desistere dal prenotare, finendo per agevolare l'Italia. Sul tema sentiamo l'assessore al turismo per la regione Veneto, Federico Caner. Francia e Spagna hanno il range migliore. Come possiamo equiparare il risultato o anche superarli? A livello veneto e anche italiano siamo tra i primi a livello turistico, a livello veneto addirittura con circa 65 milioni di presenze annue, quindi è ovvio che migliorare performance di questo tipo non è facile, ma si può fare con, prima di tutto con una programmazione unica, facendo sistema Veneto da questo punto di vista e tentare di promuovere meglio i prodotti che fortunatamente soprattutto in Veneto abbiamo, e poi investire anche molto dal punto di vista infrastrutturale, perché questo è uno dei gap che abbiamo attualmente, togliendo soprattutto la burocrazia alle imprese, che è un problema generale italiano ma soprattutto per le imprese turistiche. Assessore, anche la qualità sicuramente va migliorata, così come i collegamenti verso il nord Europa. Ma questo è senz'altro un tassello fondamentale, perché il nostro range di azione come Veneto sta attorno alle 3-4 ore di macchina, tant'è vero che i turisti stranieri che vengono da noi principalmente sono di area di lingua tedesca, quindi Germania, parte bassa, Baviera e Austria. Noi dobbiamo andare a intercettare meglio con collegamenti soprattutto aeroportuali altri mercati, come possono essere quelli della Nord Germania o della Polonia stessa, dell'Inghilterra, che per carità già vengono ma possono essere implementate così come avviene con la bassa Germania.